La carica dei renziani. Una volta le chiamavano correnti politiche, ma questa somiglia più a un ciclone che travolge il Partito Democratico. In Veneto sono una cinquantina i comitati di simpatizzanti che si ispirano al sindaco di Firenze, una vera spina nel fianco per la nomenclatura del PD, a cominciare dal leader ex indiscusso Pierluigi Bersani, che oggi si deve guardare le spalle dal giovane avversario delle primarie, poi cercato e riaccolto come si fa col figlio al prodigo. Matteo Renzi però ha la lingua affilata e la usa come una sciabola con cui fa a pezzi gli equilibri soporiferi del partito, ancora alle prese con chi, dove, come e quando allearsi. Decidetevi, la Chiesa ha fatto prima, tuona il sindaco che poi rincara. Le soluzioni tecniche, se si vuole, si trovano, ma bisogna volerle e smettere di pensare ai destini dei leader politici e pensare invece ai problemi del paese. A Bersani fischiano le orecchie, mentre anche in Veneto i renziani seguono il loro leader che suona la carica. È un governo che di fatto ormai ha terminato il suo mandato e che deve andare avanti ad atti di ordinaria amministrazione o poco più, quando invece c'è bisogno di atti di straordinaria amministrazione. Quindi la sveglia è stata data e la sveglia io credo che andrebbe osservata. Cosa facciamo? Perché credo che sia corretto che, se ci rendiamo conto che in questa situazione politica non riusciamo a venirne fuori, credo sia corretto ritornare al giudizio degli elettori. Voci critiche, ormai i malumori che covavano come braci hanno acceso il fuoco della rivolta e scontro aperto nel Partito Democratico, dove i renziani chiedono di tornare alle primarie per eleggere un nuovo leader, magari cambiando le regole. Le primarie sono una forma di democrazia bella, mi piacerebbe che il Partito Democratico le facesse più aperte sul tipo di quelle che abbiamo fatto noi a Treviso, dove poteva votare anche chi non era iscritto, non c'erano particolari forme di registrazione pre-primarie. Ormai il fuoco si è acceso e a Matteo Renzi non resta che fomentarlo col venticello di una polemica sottile che fa lievitare anche i sondaggi. Ad oggi un PD guidato dal sindaco di Firenze otterrebbe 8 punti in più del risultato raccolto dal centrosinistra di Bersani. Una candidatura di Matteo Renzi porterebbe a sgonfiare il PDL, che ha votato, è tornato a votare Berlusconi perché comunque la credibilità del PD non è stata tale da poter prendere quel tipo di voti, e sgonfierebbero anche Grillo, perché insomma sostanzialmente quello che Matteo ha detto, che noi diciamo, è parte del programma di Grillo, si può fare benissimo, basta avere la volontà.